10° gemellaggio per Pianiga-Giebelstadt, la cittadina della Baviera, unita da un intenso legame di amicizia e scambio culturale col comune veneziano. Quest'anno è toccato ai tedeschi salire in pullman per raggiungere gli amici italiani. Sono circa una cinquantina, più una ventina di motociclisti che passeranno il weekend ospitati dalle famiglie di Pianiga. Dopo una gita a Caorle, al via i festeggiamenti ufficiali con canti e balli tradizionali, degustazione di prodotti tipici e tanta birra. A Mogliano Veneto un gruppo di minorenni seminava il panico andando in giro in piena notte con le maschere di Anonymous. Dopo numerose telefonate, soprattutto da parte di anziani, sono intervenuti i carabinieri che hanno identificato i ragazzini, segnalando la bravata ai genitori. La maschera bianca con baffo e pizzetto è un simbolo di contestazione. Viene utilizzata da un gruppo di hacker, dagli attivisti di Occupy Wall Street e dal Movimento 5 Stelle. Vietati gli assembramenti notturni nelle aree verdi, vale a dire da mezzanotte alle 6 del mattino non si può stare in più di 3 persone al parco. Lo stabilisce il regolamento di polizia urbana appena approvato dal Consiglio Comunale di Albignasego. Il divieto mira soprattutto a prevenire l'abbandono di rifiuti e gli atti di vandalismo a giochi, giostrine e arredi. Nessuna multa per i trasgressori, ma l'immediato allontanamento dal parco.